Allora, saluto a tutti. Oggi continuiamo con le nostre storie di Avestai a Lingua, a non taudia sulle vole. Dunque, oggi a parola è data ai studenti, questi sono i nostri studenti di Lingua e Cultura Corsa, seconda annata. Ecco, allora, c'è da essere una lettura di prima di Avola e Martina Pinzabalo aveva gli animali e poi dopo creazione dunque di un pochi studenti che sono qui che vanno a contare leggerti l'hanno scritte egli e altre l'hanno raccolte in dei zoologhi. E allora cominciamo con voi idille Avola di Martino Pinzabalo. Puoi degaccia forse maschere parlando un microfono. Allora sì, un narratore e l'animali e omineo. Aveva gli animali. A notte di Natale tutti gli animali di Corsica saranno concolti in da grotta più maggiore di un predrone per fare una soeggia. E io, agguttuppato dentro un mobilone, mi era ascolto in quel grottone in un cantuccio. E cominciavo a dormire quando, in punto di mezzanotte, sono svegliato da un rumore strano. Si sentia un barbalesco da far rizzare i capelli a qualcuno. A guardo e sapere ciò che vede. Una onda d'animali che parlavano. C'era un boio di Gasabianda, a Begura di Niolo, a Vaca di Montedoro, o Zumero di Bonifacio, a Gabra di Guzza, a Mula d'Orezza, o Cignali di Viumorbo, a Volpa Balanina, o Cero di Cervioni, o Mufroni di Monteridondo, o Borco di Basteliga, o Vilancio di Cruzini, o Iagaro, o Gorbo, a Merla Bitigiala, o triccio montagnolo, o Dobo e o Giocio Pugliese. Cominciano così, o boie. Milagno di l'uomo, quest'anno un mitene più caro e ma quasi abbandonato, mi si lascia per se cose e sono magro come un schinco. Prima si facevano i lavori e pagate e i piani di un grano, si travagliava e si mangiava roba e niente. Oggi l'uomo ne sumena, non mangio più né feno né paglia, mi si dà anche a me di domandarmi un impiego per se franci. Milagno e l'uomo, e non sapeva, o pastore si lagnava in me, o latte si vendia, o gaggio si rastava, a lana si fragigava. Oggi o latte si vende caro come o sangue, o gaggio 70 milioni, a lana si pesa peso oro. Con 3 pecore e un montone si arricchisce 20 milioni. E l'uomo scemo verso si vergogna in me. Quando lo parla dice sempre con disprezzo ste pegoracce. E non voleva o pastore. Usumere. Milagno di l'uomo e usò cavallo di un povero, trascine legne, pedre, farine e grano, olio e vino, e rigeu dai zidelaci bastonati e vituperi. E l'uomo che passa per il più intelligente, o seduttore, parla sempre di me con serga e gacivera. An, triplan, aeroplan, burric. Quando io sento queste barulacce in francese, veramente mi frigge il cuore. E so che sti scolaracci mi parlano come li sono imparati, in sta lingua che mi piace. In corso accetto anche le bastonate, allora sono su scemo, a chi mi lascerà in corso ad avvalare da ripa in giù, anche che lo sia Presidente della Repubblica, mi le ronco. A Gabra. Milagno di l'uomo va sempre dicendo che io sono capricciosa e capileggera, or custano a moglie e a figlioli facendo capricci e impicci più che mammone. Hanno compro certi vestiti a moda francese che ti costano l'occhio di un capo, certi capelli infrigiolati e c'era ciun 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 che pare un carnaval. E capileggere sono in casa e mica in diamandria, ma l'uomo è lascia fare. Ora se la mise in corna, un doppio latte. A Mula. Milagno e l'uomo, travaglio sempre come un mulo e l'uomo mi attarza a pruenda, come se era cagiumacco. Si dà sta bogo orso e mica vene, e tiopo le poghe mica. Imbarcano tutto a caro prezzo e coi soldi facendo le sobriaghini in tempo di elezione. O Cignali. Milagno di lumi,
Era così tranquillo durante la guerra, a quale non c'è più riposo, mi so sempre appresso. E chi danni faccio, non si ne parli, mi ne ole a morte. E ciò che mi dispera, non è manco di avere sempre il piombo alla rece, ma è di vedere che sto mi lasciano tranquillo il più gran segnale che fece strappazzi e doli al mondo intero. Il ladro di Guglielmo. Questa è una bossa soffre. Usi vogliano tutti mangiare crudo, fallo a ruste e pigliare a pendene un pezzo per luogo. Awa dicono tutti, miaione e usi lasciano ingrassare uso formaggio d'Olanda. U dopo. Ci sta bene, a chi c'entra non esce più. A olpa. Orche Susi che rolpe in mezzo, ha acceso il fuoco e postava lontana. U gorbo. Fece qualcosa, almeno per noi. A merla. Zitto, o se no ci spiumo io e di a topele mi ne faccio un cucino. U bilancio. Basta, ciò che è stato. A me la sola cosa che posso ingole è di sentire sempre io che stanno magri bilanci. Che bugia generale, so grassi bastori, grassi giornadanti, grassi stitudori, grassi burci, grasse bullezze e grassi Simon con noi. Guardatemi appena, c'è stata abbondanza di pomi, di castagne e d'olive. E sempre un paesano si lagna. O solo che sia magrido e che saveria la lagna canta sempre all'altare. U Giorgio Pugliese. Basta, avete scorso l'ora, a momenti a giorno. Per quest'anno non si parla più, fino a quell'altro Natale. Cion cion cion. E gli animali, tutti amuduliti secondo l'ordine di quello guassù, si nanderono, ognuno a un suo luogo. U boi e u biano a Casabianca, a vaca in Montedoro, u zumeri in Bunivaggio, a Gabra in Cuzza, a Mula in Orezza, u cignali in Fiumorbo, a Volpa in Balagna, u Muvrone in Monteridondo, u Borco in Bastelga, u Vilancio in Crutini, u Gorbo in Crubara, u Gioccio in Lampriani. E io sortii dopo e avevo tutte le quali, come lo macai a fare. L'animale parlavano come io parlo. Conta una leggenda di un meridiano, dunque sapete che verso Ajaccio, quando ci sta Montegozzi che aveva conosciuto per via di un gruppo Coscienza che cantano, ma Montegozzi ciò che è tra Graona e Aginarca. Dunque, sa vola qui, la giunteso di da Cinarchesi, la giunteso lì da Graoninchi, e dunque, a principio, in tempo di un medievo, che a Nantogoso c'era un castello cinarchese, donc gente di Gio, come si può dire, e c'è una principessa, figlia di un re cinarchese, che si era innamorato di un paesano. Miseria per il babbo, perché il babbo, essendo Gio, si voleva sposare con un bello partito, un figlio di un altro castello vicino. Ma fatto si sta che si è innamorata lì su paesano qui, giornadante, disgraziato, per ripiare le parole di una canzone. Dunque, l'amore era proibito, non si poteva altrimenti, e posto che ne erano innamorati, provavano di diversi, ma non riescivano mai, provavano di un matrimonio, ma era proibito. Allora, a Lidia da conta che sa principessa qui si era lampata da Ugozi, donc bon, poca valata qui, si era lampata da Ugozi. E invece ci dicono sempre che in tempo di tempesta è proibito di Cuda, perché si sentariano in stridi di sa principessa qui che si è lampata da Ugozi. Donc bon, a noi ci è sempre fatta paura, perché ci siamo immaginati in tempo di tempesta striditamente, quelli di Piscia Rossa, e una ricordo una sera eravamo come fratelli di un Piscia Rossa, provavamo e eravamo usciti dalla casa per pure sentire, ma non si sente mica. Donc la leggenda conta che in tempo di tempesta si sentariano gli stridi di sa principessa qui. Ecco, è corta, ma ci è sempre fatta paura. On racconta una cronaca che noi abbiamo fatto in cui Manon Martini e Marcanto Federici mentre un corso di Patrizia Gattacica. Dunque la cronaca comincia così. L'aveva detta Marina Rebaldi, quale ha mai sognato di avere una piscina olimpica nel suo quartiere? In Pentaguadilla, in Alceto, in Pancheraccio, in Pisciarosso, una sogo. E ben pare che l'avesse riuscita questa scommessa a Città d'Ajaccio. E il tema al principio
negli anni 60. A toponimia non si sbaglia mai. Eppure gli ingegneri che hanno decine e decine di studi in Avarigia, una mica data per in capo di 2 ore di corsa a settimana per sapere chi costruisce ai salini, ai gani o allora in siloghi qui sarebbe un pericolo maggiore a lungo andare. Ma fatto si sta che a città, braccia a parte, mudiava ai giunti dici venite, comprate e staletevi chi c'è casa noi framanti a buon patto. Bon, ho detto dici beh chi, dopo 100 anni e 100 mesi, l'acqua a volte è so paesi, non è? E beh, è ciò che sta al batto. In 2007 li dia, i vittori hanno potuto approfittare di un bagno bello fresco che ha fatto pro a parecchi motori e soprattutto a parecchi meccanici. A città, impensierita per i soggiunti dici, noi decidendo di mettere un pacchetto per ripararsi gli sguasti senza contare i zeri non ta uscecco. Hai messo un pacchetto, eh? Allora, pensami a un'età d'oro, per la città, un'età sbarazzata dall'inondazione e dai disguasti con la creazione di vasche di ritenuta apposta per l'occasione. Qui si è messo un pacchetto, eh? Ma sa fa co 2020 e i so 10 piaghi d'Egitto. E i so 10 piaghi d'Egitto. Dunque, bon, è avuto fuochi spropositati, minaccia di una guerra mondiale con gli Stati Uniti e l'Iran, una crisi sanitaria, una crisi economica e appena usciti da un confinamento lungo, mi crederete se vi dico che in una mezz'ora si è piovito quasi un mese d'acqua. Ecco, dunque pulavano i mobili, notavano i vittori, una vera scena di film. Dicono che sono 150 persone a essere stati soccorsi dai spegnifuochi. Immaginate un poco. Tanto uomo si è domandato, ma perché non è riuscito? Come va per la vena? Allora noi vediamo, mette un freno all'acqua, manco di un po', ma mette un freno a frenesi urbana, si può. Dunque, prima di cominciare, vi volevo una affare di che una giornata contro i bedrolacci, i paesani di un paese bedraiuerde, perché ciò che ho già contato, palese appena ho fatto che i bedrolacci sono tutti appena avuti. Dunque, a vola si passa tempi va, tutto il mondo lavorava, a vita era i figli in Corsica, a chi zappava, a chi faceva il pastore, a chi anche si andava in continente per buscare lavoro. E il personaggio principale di un paesano, un lavoratore che si chiamava Lisandro e tutto il mondo lo chiamava Lisa. Ma ciò sapeva un affare di che Lisa è appena lavoro, è bravo, ma pauro, mai capito. E Lisa si arrizza tutte le mani a 3 ore per fare la zappa in pianiccia. Si arrizza, si mette i sobani, va a cercare usa sumere, un sumeraccio, una roba cianfete usa sumere. E si pianta ogni basso e gattiù come una bestia. Ma per andare in pianiccia, c'ho la fala al paese, franca o fiume perché il madrale di la Ligiani non esiste anche. C'ho la piadeppa, quella sino al paese di Tiadra, franca canale iver, di linguizzetta e dopo si giunge in pianiccia per zappa. Dunque Lisandro, Lisa pia usa sumere, udira, e fa uso viaggio. Giunge in pianiccia, zappa tutta la giornata, travaglia, ma a baga non è mica troppo E apre mura perché si va a stridare addosso tutte le sere da Asomoia. Finito il lavoro, Lisa arriva a usare sumeraccio e pia il viaggio. Passa franca al paese linguizzetta e giunto in due paesi canale verde sente una voce che riomba. Buonasera, ti saluto, con la zucca e con l'ambuto. Lisa rizza il capo e bea a finestra Antone, ma Antone è di un gioco di un paese. E c'è quello che impiega Lisa per zappare. E Antone è appena scherzoso, posto che Lisa è un disgraziato goccio. O Lisa ben ha mangiato un pezzo di fagiano con noi, che mi ha mangiato il fagiano stasera e mi aveva vista. Lisa, che aveva vista qui i canali che io sono disgraziato, mi ne urto un pedrai verde. E se ne va.
questi canali che sono rubati, ma io ho già, ci ho committo che cosa per diventare ricco, perché Ugo ci era poi mai capito, ci ho committo in una maguia per tre isoli, e se ne va. E giunto al fiume, perché ci ho franca al fiume per regolare in Pedra Verde, uso mere non avanza più. Che fai su mare, c'è una roba cianfette, farebbe meglio a tombarlo così, e rema roba mangiata tutto l'anno. E sto magato, Lisa, si posa dell'erba al bordo dell'acqua. A un momento, una specie di gertio bianco accanto a riba. Lisa, fai così, si mette così, oh puttana vecchia, c'è la luna che casca nell'acqua. Si mette così, si appronta così, ma già fa già saltare, ma già roba la luna e dopo la già vende. Si mette così e si giutta. Sorte grosso, mai capito, ma così qua la luna, così non buono così. Ma come già fa? Fede usumere, dorme a mangiare in paese, qua la luna così, pia e se ne va abbandonando usumere. C'era una deppa così, pia deppa quasi correndo, boh, già diventa ricco, ma hai capito? Io in paese, gli ria anche il culo. Si infrugna nella sua casa e c'è la moglie, Anna Maria, che cucinava a gorcia, ma poi era stomagata la vita, era stanca, c'erano i zitelli che stridavano, enfin. Oh Anna Maria, ha già rubato qualcosa, lei mi vende e mi diventa ricchi. Era sempre così, cubogno così, Ah, che hai fatto, Ari? Si spiega ma appena. Ah, era posato accanto al fiume, ha visto un cerchio, sai, a luna era cascata nell'acqua. Mi sono ciutato, ha già rubato a luna e a quale mi diventa ricchi e mi ha lasciato questo paesaccio di Pedra Verde e mi ha dato bastia a campare come io. Poi così apre a mano, non c'è nulla che casca. Gira a luna, non è mica cascata, gira un rifletto. Anna Maria, hai rubato a luna. Beh, prima a rubare a luna, ha rubato un cervello. Ecco la vola di a luna io berulaccio. Beh, mica una vola, gli ho un racconto appena scherzoso che abbiamo scritto ieri con Mathieu, con voi. Lo voglio raccontare. Allora, in un paese di Bancheraccia c'erano parecchie vole. Una sera in caffè gli un sepolo battini a contarci tutte le storie. Tempo di vera, diceva Ello. C'era un uomo, Luigi Spela, che pativa fame e che si era inventato parecchie susole. Ha conosciuto a susola di lenticchie farsite. Un siddello ha messo il caffè e disse, no. E Battini che risponde, peccato, so proprio una, con una niera in suo mustaccio. Usidelo si esclamò, ma oggi come si approntano qui? Strano che mammone non l'ha più mai fatte. Ueccio bolo ripiò in più bella, gli è semplice, pia lenticchia, a sbaffi in due e l'empie di farsa. Sai che mi fa un po', domenica venga a mangiare ed approntiamo sta sosola con mammone. Usidelo tutto felice, non aspettava che era domenica. Giunse un giorno, Usidelo era a tavolina 11 ore e mezzo. C'erano mezzogiorno e mammone sta Usidelo. Ma che aspetti così tutto eccitato? C'è zio Bole che da là per approntare le lenticchie farsite. Mammone si è messa a ridere, a schiattare i risa dicendo al suo violino. Ovvio, aio, voglio che non mettessimo a farsa e le lenticchie così chiughe. Usidelo ingiuriato si rese conto che si era fatto un trappolato. Vedo, non mi capisco, non nasce. Allora, quello glieli stesso, non è mica tanto una vola, ma è un racconto di mio paese. Allora, c'era un coppio di vecchi, per la piaggia campavano un coppio e erano appena rimedi, non sortivano tanto. E il vecchio era gionco, ma loro non sentiva più nulla. Parlava che corso, era un paesano, non parlava che corso, con francese poco e mica. Ogni giorno, dopo un mezzogiorno, la sua moglie dice, oh me, vieni qui. Era bell'urto. Vedi che non c'è più elettricità in casa,
se non c'è mica sta elettricità, ci riacchiamo che sia, perché non è mica campa senza elettricità, quantunque. Vedremo stasera. Verso settore, dove entro in casa, o buttano, o risave, non c'è mica elettricità. No, non è ancora venuta. A moglie dice a me, boh, chiamo io, a chiamare. Non ti inchiedavo, risave, a chiamare io, non ti inchiedavo. Pio telefono e chiama. Quanti chi è? Non sapeva tanto parlare francese, poche mica. Chiama, via. Piavo telefono, chiama e c'è un tipo che risponde. Non era mica un pinzone, era un corso. Figliate, non c'è mica elettricità in casa. A me un mando quando era da arrivare e tutto. O tipo, ma era un corso, ma aveva risposto in francese. Oh, ne vous inquiétez pas, non vi inquietate, monsieur Castelli, che non malamente ci sono trovati accanto a voi, ma domani non malamente si ti vuole rivenerà. O tipo, non aveva capito un'onda e a moglie gli dice, ma che ti ha detto? Oh, io un pinzone, non capisce un'onda, e l'ha detto che gli mica colpa sua, gli colpa uso padrone e tutto. Un indomani, a moglie dice, oh, tu mi fai qualcosa, vai a fare qualcosa, una so, perché non c'è mica elettricità, come mamma va. Un tipo ha detto, non ti inchieda, domani più hai vittoria, se non avevamo mica elettricità e parte. Domani l'elettricità non era ancora venuta, più a vittoria e parte, perché sonaccia Maria. Pia parte perché sonaccia e all'intrapresa di un tipo non lo gira l'elettricità per bere appena. Entra, figliate monsieur, non c'è mica elettricità, non è ancora venuta e tutto, ma il tipo aveva capito che era lo stesso tipo che aveva avuto il telefono. E gli dice, aveva capito, l'ha parlato un corso, gli dice, no, ma un pinchedato non malamente, stasera è rivenuta. O tipo, capivo corso, ma invece ragione. Sorte, lo chiama sua moglie. La moglie dice, boh, allora come, c'è elettricità. Oh, tipo, è un corso, ma è antipatico con te, non hai inteso un'onda. Dopo, sorte, tu me avevi trovato la soluzione. Va in un magazzino, più un tappetto di corsi e tre cupolate. Entri in casa con il tappetto di corsi e tre cupolate. E se moglie che faccio, mi hai portato perché avevo spora con questo tappetto. Ma colpa di tu a fare io già fai in meglio. E domani in branca, quando lo entra in branca usa il tappetto e mette le cupolate come lo facevo la storia. Dopo un giorno viene un tipo, lo stesso tipo, faceva l'elettricità era venuta la sera, dunque la moglie si dubitava in onda con te. Un giorno, un mese dopo, c'è un tipo che viene, quello per l'elettricità, per pagare, perché il tipo non aveva più pagato un'onda. Il tipo viene e dice, che a te, monsieur Castilli, faceva un mese che non avete pagato un'onda, voglio chiamare che sia, sai, sapete, i vecchi certe volte hanno che sia che si occupano di so affari per pagare, che non internet, non capiscono un'onda e tutto. Dice, no, io, figliate, l'elettricità è rivenuta, l'elettricità casana, naturale, e copolate, ancora non tu tappetto che so che facevano l'elettricità. Allora, io voglio raccontare a voi di un moscono d'Avretto. Allora, innanzi una pianta d'Avretto c'era un signore che si chiamava Orsalamano, un signore crudeli, e aveva posto una regola nella sua terra, era che ogni volta che c'era un matrimonio, a donna gli toccava a passare la prima sera in cugnedo. E poi bon, se l'uomo o la donna non era mica da consento, chi faceva? I tombava. Allora, una donna si maritava, passava la prima sera in corsa alla mano e il problema è che dopo, se la donna aveva un fidolo o una vidola, non si sapeva mica se il vidolo era di un marito o di Orsa alla mano. E un giorno, un giovanotto coraggioso e astuto, che si chiamava Piubetto, si voleva maritare in cu una donna. Boh. Ma io non voleva mica che, non voleva mica morire di già, non voleva mica fare tomba a sua compagna, e non voleva mica che Orsa alla mano si tirasse a sua compagna. Allora, la propongo di fare un yoga di giovantu. Un yoga di giovantu che diede, si faceva in tempo, era
Uelo di maritata si metteva così in terra e due uomini a cavallo correvano così e lo scopo era di pidare uelo senza cascare. Tanto più bello diceva la mano, bon, se tu ti vuoi tirare a me donna, d'accordo, ma ti tocca a vincere o io di giovantu. Poi borsa la mano era forte, gli piaceva così, sa ciccato così. Gli dice, bon, d'accordo. Allora, mettano uelo a donna in terra, la sposa in terra, e quando a cavallo. Si lampani, ma più bello, astuto, aveva piattato un laccio da retadido. E non si diparta, caccia il laccio, o lampa, ci ha portato la mano a godo, tira, baba, o capo, in terra, la mano morto. Poi c'era a gente in giro, vengono intorno a più bello, toccano, felicità, sono felici. E bon, la mano morto, bon, quando considera mica un corpo così in terra os olhi, poi faccio un piccolo tavolo, un lampano in rito, il capo e il corpo, ecco, la mano interrato. E tanto in un cantone non c'è più signori. E decidono non mica torna a avere un signori, ma di fare come una certa democrazia, ogni cantone ha uso capo e bon. Ma bon, peccato questo marciamo anche appena eliti tra i paesi tutto codani. E un giorno che si diceva che la sepoltura di Salamano era un luogo maledetto, che Salamano era un demonio, e tanta curiosità mi giugaia e un giorno due uomini sono andati alla sepoltura, hanno pidato i zappi, hanno preso i zappi, hanno fatto tutto avono e hanno portato specie di gascia, cose che avevano fatto. Là non c'è né un capo né un corpo, ma una mosca che sorge, che svola così, che se ne scappa. Poi dopo viene di guerra, si domandano ciò che si è passato, usano, rimettono a terra e se ne vanno. E poco tempo fa si vede in un cantone un sommerso che sta tutto tombo, ma sì, non c'è più sangue, come si è rassicato da posto quanto tempo usoli. Dopo accade una gabbra, una vacca. E un giorno un paesano che spaziava così vede una mosca tamanta quanto un boio. Questo era 10 anni dopo che viene aperto a Gascia. E questa mosca, bon, tanto tombaia, solo in Cosofio, tombaia l'animale e l'uomo, tanto tutto il mondo scappava, si piattaia, ma anche questi trovavano i morti, anche lontani dal cantone. Ma non sappiamo più cosa fare, tanto più Beto, che era sempre vivo, si è detto, bon, ad andare in Italia può essere che si sa come va per tombare la mosca. Va in Italia, va in Pisa, e c'è un dottore che gli dice, bon, guarda qui, ti do qui, dirò una specie di medicina, e una specie di ongan. E dice, bon, può andare a tombare questa mosca, ma prima ti tocca a mettere son gun in tutto il corpo. Più bello tu faccio d'accordo, o compra, se ne vuole in Corsica, in Avretto. E va a cercare una specie di spada che aveva Benedetto, un affare così. A Pida e va a vedere a montagna dove c'era la mosca. Allora, si batte un po' e riesce a tombarla, ma il problema è che prima di andare a tombarla si era scordato di mettersi l'unguento. Tanto riesce a tombare la mosca, ma poco tempo dopo più bello muore. E ecco, bon, dopo non c'era più la mosca, bon, la gente a poco voltava, neanche così c'era sempre una specie di soffio di mosca, e poi bon, ecco a vola di un moscone d'Avretto. Di qualcosa di betto a ciò che è monteso. Bene, Baulanto. Parlando un microfono. Era pas via di a vola di Mathieu, volevo dire che quando l'ha contato su questa vola qui, mi sono detto, bon, la giudentesa questa qui. Allora ce n'è una in Dagraona tra i Gutolesi e i Bastirgacci. Infatti la giudentesa così,
pas di che qualche sia era appena baulu, si diceva che vuole comprare l'una. E se vuole qui, la giunta da cutturesi che parlavano di bastirgacci, pas di che infatti i bastirgacci erano i gelosi di cutturesi, perché in Cuturi era una comuna con un qua ricca, in Corticciato facevano tissavano i uvilu, era con una comuna che campava, e in bastirgacci dicevano che non c'erano paesani e tutto. E giusto appunto ho fatto di comprare l'una, l'ho inteso lì in da bastargacci e cutturesi. Dunque penso che se tu l'hai intesa lì da Petrolace e quelli di Canale di Verde e io da Cuturi e Bastargacci, penso che in Gorsi Casana si può senta di non sapere qui. Ecco. Solo per dire che appunto in dea racconta che l'ha fatto Domenico Ighelli nei racconti di Corsica, di amintà da luna e parecchie volte in la stessa maniera, con una persona appena sempliciotta che esibia e poi dopo crede di portarla in casa. Dunque è un motivo permanente, diremmo. Così noi c'era l'occasione di andare a figlia appena di questa raccolta di Bighelli, che è stata tradotta in corso da un libro di Ortoli, e su 1883. Ecco, dunque così guarderemo appena quando noi saremo in corso. Allora, Zidelle, vi è piaciuta questa vola di avere gli animali? Avete qualcosa a dire? Non dai spiegare. In tutti i casi, io trovo che hanno aiutato l'affare come se lo fossi vero. Ci avete campato, tutti, avete campato. E allora ciò che a me mi pare un affare interessantissimo da incaricare è che so fare comuni, di un repertorio comune, ma si vede proprio che ognuno si piglia. È un affare a tal punto che a certi momenti uomo e capo la vola è la stessa e tanto uomo si vuole giocare in vola e poi dopo c'è di noi l'arte di quello che dice, che a poco si sente a principio una timidezza che è proprio naturale e sulla felicità perché vuol dire che la persona porta assai rispetto a ciò che l'ha da dire e all'esercizio e poi dopo c'è l'altra parte che è l'incanto di Avola che può contare. E io mi sono detto a certi momenti tra ciò che è inventato e ciò che è trasmesso dalla tradizione è difficilissimo. Quando una persona si impadronisce di una fa, è difficilissimo a fare distinzione tra uno e l'altro. E quando voi vedrete giusto appunto un filmetto che si farà di questo, vedrete se voi riconoscete voi stessi intanto. Io aggiungerò un certo talento di commediante di tutti si giovanotti e si giovanotte e come voi una parte di creatività che risorte e di improvvisazione che risorte che di magnifico in tutti i casi già avete campato vi ringraziamo e ora vi metto